certificare questa cosa che in realtà poi gli esperti dichiarano che non esiste, non c'è, no, non è possibile fisicamente, mentre però le analisi la certificano. Ecco, c'è questo continuo rapporto tra questa autoironia forte, ma questa quasi commiserazione della sorte dell'esperto che sempre più degrada nella sua carriera fino a diventare il custode o addirittura l'operaio di un cimitero, si ribalta di fatto nella coscienza di chi legge in una durissima critica delle istituzioni che permettono che queste cose avvengano. Quindi siamo di fronte a un romanzo strano, perché una delle cose più importanti del romanzo è l'analisi del linguaggio, come ha spiegato adesso, come spiega per esempio quello che abbiamo, per esempio, ci certificano giustamente Acqua del Chiampo ha dichiarato Arica ha dichiarato che tutti gli scarichi sul Frate Garzone sono perfettamente nella norma, nei limiti. Poi un'altra autorità regionale dichiara che il Frate Garzone è un fiume biologicamente morto. Allora, noi siamo tutti tranquilli perché gli scarichi sono nei limiti, però poi un altro ci comunica, state attenti, è un fiume morto, non ci sono più animali, non ci sono più batteri, non ci sono più piante, non c'è più niente, è morto. Quindi il paziente è stato curato in maniera ottima ed è anche morto. Allora, e questo è, diciamo, questo spirito involontario, in questo caso, delle due dichiarazioni sul fiume, no? Ma questo spirito di contrapposizione tra una realtà che è drammatica e una certificazione costante che la trasforma in qualcos'altro e poi il comportamento dei cittadini. Questo libro ci diverte anche, ci diverte amaramente, ma ci diverte e ci coinvolge. E va letto assolutamente, io l'ho letto 3 volte perché non mi sono accontentato di leggerlo una sola volta, perché ci sono dei paradossi che sono incredibili, ma attraverso il paradosso, che sarebbe il contrario della realtà, si arriva a una realtà più forte, più vera, cioè la capacità, diciamo, artistica di Alessandro è quella di usare un linguaggio che nel momento in cui come dichiara finito, distrutto questo esperto che alla fine va a fare l'operaio e si imbatte anche lì con le pratiche della Madonna, una cosa, in un cimitero ci sono anche cose comiche, ma le cose comiche sono in realtà il dramma della situazione in cui viviamo. Vi rendete conto che è una costruzione che vi stupisce, vi meraviglia, pagina dopo pagina vi coinvolge e certe volte vi fa anche ridere, ma è una risata amara, perché in realtà è una risata su quello che sta succedendo, ma è quell'emozione indispensabile anche per chi legge per prendere consapevolezza di una realtà in cui viviamo. Senza emozioni non c'è consapevolezza. Possiamo leggere tutti i trattati scientifici di questo mondo, ma se non c'è l'emozione, che è quella in cui la parola dal libro ti salta dentro e ti coinvolge, ti fa pensare, ti fa soffrire, ti fa ridere, ecco, allora nel momento in cui diventa emozione, a quel punto la cultura è veramente cultura. E questo noi possiamo dire del libro di Alessandro, che si tratta di un prodotto culturale fortissimo, fortissimo perché ti entra dentro in ogni momento e ti entra dentro nei modi più strani. Lo vedrete quando lo leggerete.